Anche la squadra di pallavolo femminile della SEAP Dalli Cardillo Aragona non è stata risparmiata dal Covid-19. Sono stati giorni difficili anche per la formazione aragonese, che ha dovuto fare i conti con la positività al coronavirus di 2 atlete e un componente dello staff del gruppo della squadra, le quali hanno immediatamente seguito il periodo di quarantena secondo le disposizioni sanitarie. Tutta la squadra è stata quindi subito sottoposta a un primo giro di tamponi che per fortuna non ha evidenziato nessun altro caso di positività. Gli allenamenti dopo un breve periodo di stop sono poi proseguiti a gruppi di 3 e in orari differenti nel rispetto delle procedure previste dal protocollo in vigore. Il gruppo squadra a inizio di questa settimana è stato sottoposto a un secondo giro di tamponi di controllo anti-Covid-19. L'esito è stato negativo per le atlete e per tutti i componenti dello staff. Ancora positiva resta una sola giocatrice che rimane in quarantena e prosegue l'iter di isolamento al domicilio. Giovedì è previsto un nuovo giro di tamponi in vista della partenza per la Lombardia, dove domenica pomeriggio la squadra del coach Stefano Micoli affronterà la futura volley Giovanni Busto Arsizio per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A2. Presidente, allora qual è la situazione del coronavirus che ha toccato anche la vostra squadra? Ci aggiorni un po'. Ma guarda, fortunatamente siamo bloccati ad una positiva. Stiamo attuando tutto il protocollo che ci impone dei controlli rigidi, già siamo alla terza fase dei tamponi, fortunatamente tutti negativi, quindi domenica dovremmo partire e giocare per la Busto Arsizio, quindi fino ad oggi, ecco, incrociamo le dita, faremo a meno di questa atleta, però tutto sommato rispetto all'andazzo generale che stanno bloccando un sacco di partite, ieri sera addirittura la federazione ha bloccato anche la Serie B, quindi è una situazione un po' difficile e particolare, ma possiamo ritenerci fortunati. Presidente, una breve considerazione su questo scorcio di campionato sulla squadra che insomma non sta andando a gonfie vele. Sì, hai detto bene, non sta andando a gonfie vele, abbiamo avuto tutta una situazione particolare di infortuni, abbiamo giocato con il nostro miglior attaccante, non abbiamo giocato con il nostro miglior attaccante perché tutto il girone di andata è stata ferma per infortunio. Speriamo in questo girone di ritorno e più che altro siamo così oramai più orientati a disputare i play-out, perché difficilmente potremmo raggiungere la zona play-off e promozione, quindi c'è grande voglia, grande determinazione, le ragazze e l'allenatore sanno che bisogna soffrire, ecco, lotteremo fino alla fine.